E allora, il 13 febbraio scorso c'è stata una grossa manifestazione, diciamo, nautica a Venezia, organizzata dagli agenti del porto, ma anche imprenditori e tutti quanti quelli interessati allo scavo dei canali, diciamo, della gronda lagunare, quindi non solo di Venezia, ma anche quella, la parte che è relativa alla parte sud della laguna, qui del porto di Chioggia. A quella manifestazione avevano partecipato appunto tra i tanti Alessandro Santi, che è presidente dell'associazione agenti del porto di Venezia, nonché vicepresidente dell'Asso agenti a livello nazionale, e c'era Alfredo Cascimbetta, che è presidente dell'associazione delle attività portuali del porto di Chioggia, ma tra cui anche Livano Bielo, e tutta una serie di agenti. In quella manifestazione, che è stata ripresa poi praticamente dalla stampa nazionale e anche da molte televisioni, il governo aveva fatto delle promesse, degli impegni ben precisi, e sembrava che la situazione si dovesse risolvere a breve termine. E invece oggi è l'11 di maggio, e praticamente non si è risolto proprio niente. Siamo in linea diretta con Alessandro Santi, che è appunto presidente dell'associazione agenti del porto di Venezia, nonché, ripeto, vicepresidente dell'associazione nazionale. Sentiamo cosa ci dice a proposito di questo che sta, diciamo, non succedendo. Ciao Andrea, corretto, sì, presidente di Asso Agenti Veneto, quindi degli agenti marittimi di Venezia, e vicepresidente di Federagenti Nazionale. Questa disgrazia della pandemia del Covid, e quindi si è bloccato un po' tutto, ma da quello che si capisce, purtroppo è vero che i problemi sono tanti, ma nel frattempo, insomma, non si è andato avanti, quindi praticamente è tutto fermo anche per gli scavi, mentre sembrava che la soluzione fosse già dietro l'angolo, giusto? Hai detto benissimo Andrea, in realtà è successo proprio questo. Noi già al pomeriggio del 13 di quel giorno, come dicevi tu, estremamente importante, con un migliaio di persone tra imprenditori, lavoratori, associazioni presenti a terra e in acqua, e per cui tra l'altro anche molti colleghi di Chioggia erano presenti anche nei servizi tecnico-nautici. E lo stesso pomeriggio del 13 ci fu un annuncio roboante che pareva quasi sminuire l'azione che avevamo fatto, dicendo: noi comunque oggi, stamattina, abbiamo firmato. Questo veniva detto nei giornali, veniva detto sia dal ministro delle infrastrutture, la De Micheli, che dal ministro dell'ambiente, e poi rimbalzato qui anche dai politici locali, come per esempio il senatore Martella. Veniva detto: abbiamo risolto, vi abbiamo dato la soluzione, adesso si parte con la nuova vita del porto di Venezia. In realtà, a distanza di 2 mesi e mezzo, a tutt'oggi non solo non si è fatto nulla, che poteva essere anche parzialmente giustificato dal momento che stiamo vivendo evidentemente, ma abbiamo scoperto più o meno 10 giorni fa che il cosiddetto protocollo fanghi, che doveva essere l'incipit del primo pezzo, che doveva permettere insomma di trovare la formula nuova per la caratterizzazione dei fanghi, e quindi da lì partire poi con le attività di escavo, che ricordo è un escavo manutentivo, non è scavare di più, è scavare a quota di progetto, a quello che è già stato autorizzato. In realtà giace questo protocollo fanghi da qualche parte, in qualche cassetto, perché mancano documenti, perché la burocrazia italiana, come sempre, è estremamente pericolosa in questo senso. Quindi noi, come hai ben detto tu, abbiamo deciso, dopo un periodo dove la responsabilità sociale che ci siamo dati di dire: aspettiamo, diamo un supporto, e lo abbiamo dato allo Stato, al governo, per quello che è possibile in questa situazione così complicata dal punto di vista sanitario, abbiamo capito che è necessario invece cominciare a vedere a quello che sarà il futuro. E quindi abbiamo scritto 3 PEC ai ministri, abbiamo scritto direttamente al Presidente del Consiglio e abbiamo chiesto un incontro. Sì, scusa se ti interrompo Alessandro, ma c'è da dire che l'attività portuale, e non solo quella di Venezia, ma anche quella di Chioggia, è tra le pochissime attività che è rimasta in piedi, perché adesso c'è, diciamo, un po' più di fermo, perché appunto c'è stato il lockdown, quindi ha fermato le varie attività, ma fino a pochissimo tempo fa il porto di Chioggia, io abito vicino al porto di Chioggia appunto, e comunque un certo afflusso di navi mercantili comunque c'è stato, quindi a differenza del turismo che si è bloccato completamente,
a differenza della pesca che da poco ha ricominciato con fatica a diciamo, riprendere la marcia, ma comunque l'unica attività diciamo, imprenditoriale che è rimasta in piedi è quella del porto. Ma guarda Andrea, è assolutamente vero. Io ricordo che quando c'è stata la prima chiusura, il porto di Venezia è stato il primo porto ad entrare nella cosiddetta area arancione, non era area rossa, era area arancione, quindi il primo porto a subire il blocco ai primi di marzo, e in realtà noi avevamo performato un gennaio-febbraio a livelli molto buoni, e anche il mese di marzo, tutto sommato, seppur con qualche difficoltà nell'ultima parte, è stato un mese di tenuta, e fondamentalmente i nostri lavoratori sono scesi sul campo immediatamente con le protezioni che ci siamo dovuti procurare, peraltro con estrema difficoltà, senza tanti protocolli, però devo dire con un rapporto immediato con le istituzioni abbiamo continuato a lavorare, e il nostro lavoro è servito a dare sicuramente un supporto a questa situazione drammatica, perché noi abbiamo continuato a trasportare materie prime che servivano per la produzione, materie prime per l'energia, ma soprattutto i camici, i respiratori, le mascherine, quindi tutto quello, tutta la parte alimentare, quindi le granaglie, il che serviva per fare la pasta, cioè tutto quello che ha sostenuto, e su questo penso che la logistica in senso lato ha dato veramente un segno di responsabilità. E dall'altra devo dire che le nostre economie, seppur con difficoltà, con extra costi, siamo riusciti a sostenerci. Ora siamo entrati anche noi in aprile in un mese disastroso, lo sappiamo, perché ovviamente stiamo subendo in questo momento l'effetto di una Cina che si è bloccata 2 mesi prima, un mese e mezzo prima di noi, e quindi noi stiamo subendo il rimbalzo adesso del fatto che la Cina non ha esportato prodotti verso di noi. Dall'altra parte stiamo anche subendo il fatto che ormai da un mese le nostre aziende sono ferme, quindi l'export verso l'esterno è fermo. Quindi stiamo vedendo anche noi un calo, ma non è assolutamente comparabile rispetto allo zero totale che segnano una grossa parte, e per prime quella del turismo, che per Venezia, ma anche per Chioggia e per tutto diciamo, il territorio della città metropolitana è fondamentale. Quindi lì abbiamo veramente una posizione di azzeramento, e noi ricordo che nel manifesto che avevamo insieme con anche, ripeto, i lavoratori di Chioggia, i lavoratori di Venezia e i lavoratori diciamo, di Marittima e anche di Marghera, quindi della parte industriale, avevamo il 13 di febbraio cominciato a dire, con l'esperienza dell'Acqua Grande peraltro, non facciamo sì che il territorio resti vincolato solamente ad un'economia, che è quella del turismo, perché abbiamo capito che, e lo sapevamo, non c'era bisogno del Covid per capire che è troppo facilmente attaccabile. L'economia del turismo è assolutamente volatile, e lo avevamo visto in tantissime situazioni. E ora purtroppo questa situazione, secondo me, fa capire ancora di più, Andrea, che bisogna rivolgere l'occhio ad altre attività. Tu hai ben detto, Chioggia ha comunque delle attività strategiche su cui si può continuare a lavorare, dalla cantieristica alla pesca, ovviamente non se ne parla, alle attività balneari, però il porto, tutto deve essere un mix. Non possiamo pensare che la nostra economia sia vincolata solamente alle scelte dei turisti, perché come abbiamo capito è estremamente vulnerabile. Infatti purtroppo ti hanno dato ragione, mi ricordo un discorso che avevi fatto tempo addietro, ma lasciamo perdere perché insomma diciamo che al momento è meglio proprio non ragionarci sopra. Senti, io ti ringrazio e speriamo che questa vostra richiesta abbia effetto, perché effettivamente cioè, non ha senso non mettere in piedi. Leggendo i giornali, il governo ha detto che vogliono ripartire con tantissimi investimenti, con tantissime attività, che è quello diciamo, che darebbe spunto diciamo, all'economia anche quello. Questa è una di queste, speriamo che a Roma Sì. Qualcuno... Se posso aggiungere velocemente proprio, la cosa bella è non abbiamo bisogno di soldi, perché sia gli escavi di Chioggia che gli escavi a Marghera sono escavi già finanziati con il lavoro di tutti noi, cioè degli imprenditori del settore portuale, dagli armatori ai terminalisti, agli spedizionieri, agli agenti marittimi, che
pagano evidentemente concessioni, pagano tasse portuali. Negli anni il tesoretto è lì, si tratta credo più o meno di 23 milioni di euro pronti per essere spesi, solo che la burocrazia non ce li fa spendere. Quindi non solo non chiediamo soldi allo Stato, noi possiamo garantire quel trend di crescita del PIL e quindi del lavoro delle nostre famiglie a titolo assolutamente gratuito. E chiudo dicendo che siccome molto spesso veniamo anteposti col concetto di escavi come distruttori della laguna, quello che si fa, primo, non sono escavi nuovi, si tratta solo di fare la manutenzione che i nostri veneziani e anche i chiogiotti, tutti gli abitanti della laguna hanno sempre fatto storicamente. Non mi ci venga a dire che non si può scavare in laguna, perché questo è veramente una follia. Si tratta di farli bene, di farli con la supervisione di persone che sanno come si fanno, vuol dire dare lavoro anche ai giovani e vuol dire fare le cose in maniera assolutamente compatibile. Quindi pretendiamo, chiedo a tutti, pretendiamo che questa cosa si faccia per il bene del nostro futuro e delle nostre famiglie. E ti ringrazio dello spazio che mi hai dato. Grazie a te. Sì, Alessandro, vorrei che precisassi che questa attività ovviamente interessa Venezia, ma interessa anche Chioggia, perché stiamo parlando di scavi della gronda lagunare, quindi anche del canale qui della Perognola, che è quello, diciamo, che ogni tanto qualche nave, diciamo, si è incagliata, voglio dire. Andrea, assolutamente. Diciamo, quando abbiamo parlato e ho parlato di escavi, parlo di un progetto dell'autorità di sistema portuale che vede la parte di Chioggia e la parte di Venezia, come ho detto prima, sia diciamo, di Marghera, canale dei Petroli, che il canale di accesso dalla bocca di porto di Chioggia fino a, soprattutto, alle banchine di Valdario, che stanno subendo un depauperamento delle loro potenzialità. Siamo a 6 metri e mezzo, diciamo, di pescaggio massimo, quando invece dobbiamo ritornare a dei parametri che siano almeno di 7 metri e mezzo, 8 metri. Questo ci permetterebbe di lavorare su Chioggia con navi che invece di scaricare 6.000 tonnellate ogni volta potrebbero portarne 8.000 di tonnellate, anche quasi 10.000 tonnellate, con un incremento del 20, 25, 30% della potenzialità, più o meno a pari costo di, diciamo, trasporto, e quindi rende assolutamente efficiente il porto di Chioggia, che sappiamo ha una sua nicchia, non è da mettere in contrapposizione o competizione con Venezia, ha un completamento e va a fare invece competizione a Ravenna da una parte e il porto di Monfalcone al nord. Quindi Chioggia è parte, anzi è la prima interessata all'intervento, sarebbe già pronto perché le caratterizzazioni dei fanghi sono già state fatte. Ora, da quello che mi risulta, e qui parliamo sempre di burocrazia, siamo fermi perché, da quello che ho capito, bisogna provvedere alla bonifica bellica. Preciso che la bonifica bellica è stata fatta già qualche anno fa per i lavori che erano stati fatti precedentemente. Me la ricordo io. Stiamo parlando di riportarlo a 1 metro, quindi come era prima non è scavare di più, è arrivare alle quote di prima. Sta di fatto che siamo di nuovo nelle mani della burocrazia. Va bene, senti, ti ringrazio e alla prossima. Grazie, ciao Andrea.